Vale la pena di restare feriti solo per il piacere di essere curati da voi, signora Veronique. Non dite sciocchezze. State tranquillo, lasciatemi fare la medicazione. Ma voi non vi concedete neanche un attimo di riposo. Se continuate a lavorare così, non potrete resistere a lungo e toccherà a noi feriti curare l'infermiera. Mi evita di pensare ad altre cose. Signora Veronique, il dottore desidera vedervi nel suo ufficio. Subito? Subito. Vado. Terminate voi, per favore. Avanti. Avete chiesto di parlarmi? Sì, entrate. Mi dispiace distogliervi dai vostri malati, ma c'è un ufficiale che vorrebbe vedervi. Ma questo è il turno dei miei soldati. Gli ufficiali devono aspettare il loro. Non si tratta di un ferito, Veronique. È un ufficiale del servizio informazioni. Un ufficiale del servizio informazioni chiede di me? Sì. Beh, penso che siate voi. Sta aspettando nella stanza accanto, adesso lo faccio entrare. Il capitano Georges Lefort, del secondo reparto. È proprio con me che volete parlare? Vi lascio soli. Siete voi la signora Veronique Borsky, nata Veronique d'Argemont? Sì, in effetti ho portato quel cognome. Ed è anche vero che sono nata Veronique d'Argemont. Qui però sono solo l'infermiera Veronique, dell'ospedale militare di Besançon. Questo lo so. Ma, secondo la legge, dato che non avete mai divorziato, continuate ad essere la signora Veronique Borsky, dal cognome di vostro marito. Sono 14 anni che non lo vedo. Sì, lo so. Ho dovuto fare lunghissime ricerche prima di rintracciarvi. L'ultima vostra notizia risaliva 14 anni fa, al convento delle Carmelitane di Chartres, dove vi eravate ritirata in seguito al dramma che vi aveva coinvolta. Del resto siete restata con loro solo qualche mese.